Tu a casa? Dove Peppe? Salutiamo, dove c'è? A che comì? H. Non addonaste che malo tempo. Che? Una nottata di tronare a lampiare. Ma, mia, questo tempo non mi convince. Pare che vi sta a succedere, sapete che? Una nottata perché tronia e lampia in capo a sta montagna. Ah, come? Che a figurare che l'armale per fare se mungere. Mi fecero scristianire di come erano scantate. A che avete combattere tu con suo bastone? O mi dire che già finiste di fare automazzo? Ah, carezza, Peppe. Niente, finivo di mungere l'armale. E aspetto che un guaglio che ci mi sentò latte fa il suo effetto. Mentre decidevo di allessermi questo bastone. Lo sai che ci dico? Che stamattina mi sento anche da strano. Sapete? È come se avesse qualche linea di freve. Come? Ah, freve e veniste a finire qua? Ma perché non ti stavi per no pagliare, oh cavolo? Su Peppe, ci crede che non lo faccio manco io. E mi sa pulizzare sto bastone. E c'è un passo. E un'antacca. Mi ritrovavo qua senza sapere come. Vampila te in pagliare, scancio, e te mette la tata a fuoco, ti disse, che se muore freddo. Su Peppe, noi che ne siamo per stare andare vetrina. E poi ne scivo dentro pagliaro perché era chino di fumo. Che magari stava occupando. Sapete, forse le linee erano anche da bagnate stamattina. Che può essere? Forse non si preoccupa che ora me ne vai, sai. Ah, senti che avete dire, dove c'è? Stanotte, già dorme viglia. A causa di schifie di trone, che non mi fecero chiudere occhio. Ti sta dicendo, stanotte già dorme viglia. Fece un sonno sano. Ma un sonno proprio sano, che quasi che te ne volesse parlare, invece. Ma questo è importante era il suo sonno, su Peppe. Che per tia sicuro che era importante, invece ne sonnava a tia stanotte. A me. A tia, vestito da padre parroco, già anzianello, con una barba longa bianca che ti arrivava a qua. Una chiesa di Monreale, era, una chiesa di Monreale. E io che sogno cosa di padre parroco, su Peppe. Ah, invece aveva la chiesa, china di cristiane che ascoltavano in silenzio la tua predica. Ah, che pace che c'era. E se non avessi stato per più grosso trono che cadio, che pure io fossi ancora già nella chiesa a sentire le tue discorse nella pace che mi rallegravano lo cuore. Eppure invece, usa che ti ci un buono come predicatore. E dico anche se non avevamo tanto tempo per dire alla chiesa. Io penso che tu avessi stato pure un buono pastore. Tanto sogno già pastore, su Peppe. Magari vostri è pastore. C'entra, invece tu sai a quale pastore mi riferisco io. E no sicuramente a chi de pecore e vacche. Io, predicatore decide. Ma se non hai manco un'ugna di scuola, su Peppe. Manca me firma, saccio mettere. Leggio appena perché mia madre si mise una zicca a insegnare le lettere a una a una. La pazienza che solo una madre può avere. E a così, quando hai anche dato tempo, mi leggo qualche pagina di Bibbia. Perché mi piace che c'è scritto in questo libro. Ma le altre cose, su Peppe, le altre cose niente saccio fare. Invece, ma perché? Tu che pensi? Che l'uomo si misura con il titolo di scuola? Si vede che non ha capito niente da vita, invece si vede che sei ancora gratorazzo. Vincenzo, tu a sapere che l'uomo nasce con l'anima buona come l'uomo tinto nasce con l'anima cattiva. E tu invece, tu sei uno di chi che nascisse con l'anima troppo buona. Ah. È buono, su Peppe, possiamo vuole far addormentare il russo stamattina. Invece sapete che ci dico io? Che Tutti invece avevano una peruda nella scarpa.
Ma quale betuda, invece, ma con tu che ci avere le nostre scarpe? Si può avere al massimo antiche di popolazione, perché cammina qua montagne e montagne, quale È betuda? buono, amo caputo. Ossia, stamattina mi va a fare addormentare per davvero russo. Piuttosto, allestito di fare un frutto. Se allestivo. Perciò finivo ora di dirti che l'armale per fare se mungere mi fecero scristianire e tu mi dici se finivo di fare un frutto. Anzi, piuttosto, vi ha chiamato a capo. Eh, Si doveva anticchiare quaglio da prestare, ma cambiamo finito. Che appena un capo tutto faccio tutto ogni re. ufficio aereo, Peppe. È frisco frisco. È tutto, devo dire da crapetto. Ossia, sape che fa? Che dici? Vada a banna dopo pagliare. E su pigliavo sia stesso. Che io tengo da sempre o solo tuo posto. E non c'è bisogno che me la renne. Quando a ste onna io non traparevo, te la a battere. Ossia va che io ora vengo. Vabbè, allora me ne vai, invece. Sai che io a camera con tutto il mio fumo, questo fatto che mi sento buono, mi do un annoio. Boh, allora me ne scino, allora passo io tu pagliare, mi Sì, tu sì. quaglio, va bene? Va bene, va, invece. E ti ringrazio. Oh, Signore della va rendere Come si grazie. picca, zo Peppe. E già se ti non pagliare, ti disse, ma mettete la data a fuoco, che ti piglia una pneumonia con sumo che c'è. Va bene, non mi metto un sciallo. Trasetin e Che tanto è bene la rompere la quagliata. commogliate. Ma voi siete... Oh madre bella, che a me a ca si chiste vuole comparire per la prima volta. Che feci mai per meritarmi questa grande gioia? Io non sogno l'uomo che voi pensate. Io sogno un povero vaccaro che manco tempo hai per girare la casa del vostro figlio. Perché? Perché faceste a me questo grandono che te pregare un sogno manco buono? La preghiera più grande è custodita nel cuore delle persone buone, nell'animo degli umili che, in silenzio, lavorano e amano il prossimo più di loro stessi. È qui che lascerò il segno del mio passaggio ed è qui che edificherete un santuario dove io sarò ad ascoltare le vostre preghiere. Va quindi, se vuoi, di pure agli altri ciò che hai visto su questo alto balzo. Grazie, madonnuzza bella. E come fanno? Come fanno a credere a mia con un nudo titolo? Penseranno sicuramente che io... Anche l'uomo che non crede si lascia assalire dal dubbio e si farà trascinare da quanto succede in questo posto, dove adesso sarà la mia casa. Va e sii sempre portatore di buone novelle. Allora posso dire d'aver visto a voi, madre bella dell'Ovazzo. Forse è meglio tenere per me questo segreto. L'uomo non merita di conoscere sti grandi gesti. Spesso li fa diventare motivo di commercio. Perdonatemi, madonnuzza,
io non potessi permettere che succedesse una cosa di chissà. Vice! Vice! Dove sei? Vice! E casugno, e ogni cara voce. Abbiamo incontrato Ozzo Peppino e mi disse che era qua. Ma che ci fa di sto lato? Se l'armata sono andata via. Io... Finisce di fare un tomazzo. Ma pochi ha questa faccia. Io... Niente, che posso avere? Chissà, mi pare un poco strano. Curioso. Ma poi... Perché ti sei sembrata banna? Mi diste qualche spirito? La manna era da sotto, eh. Oh, perdiste qualche agnetto? Senti qua, io non perdevo né vacche e manca niente. Sogno qua a completare questo bastone, mentre che aspetto che quaglio latte. E tempo perso che te agite, invece. Anzi, se fai di sta maniera, è segno che mi do a vedere meglio che sei strano. Che ti succede io? Che hai che sei così? Vero. Con mia... Usa che può parlare. Se posso, t'aiuto magari. E come faccio? Come faccio a spiegare dillo? Se tu dico sicuramente tu mi credi. Oh, quanto sei misterioso di prima mattina. Dimmelo. Perché non te credere? Certo, basta che cominci a dirmi che vediste a Gesù Cristo. Ecco, vedi? Tutti mettiamo sempre le pede avanti quando si parla di sante. Ma No. tu sai so che è la fede, lo sa? Vabbè, andiamo caput. Cominciamo qui prediche e qui messe cantate, invece. Da convincere che non tutti siamo lo stesso pensare. Tu sei troppo buono. E anche con il tempo di ir a messa, sarai sempre ne grazia do Padre Eterno. Oh, a proposito, non è che vediste per davvero, oh Signore? Avevo capito, va, parlare con te di certe cose è solo tempo perso, no? Oh Vincenzo, ma perché non ti facevi parrino? E siete due stamattina, va? Due? Come due? Niente, calò, lasciamo perdere che è meglio. Lo dissi io, che tu vuoi sei troppo strano. Ma tu pensi che quanto tempo hai bisogno io per tutto quello che faccio? La mi sta a perdere pure questo discorso. Dale, me ne vai. Che chi a consegnare un agnetto come l'abbiamo ordinato a sera. E da corsa e scendere al paese che appena arrivo dentro è fare automazzo e fare la racotta. Va, calò. E tu che aspetti? Che l'altro mese fa aero? Me ne vai, invece. Ne vedremo più tardi. Ti saluto. Madonnuzza bella, perdonatelo, è sempre pigliato dallo travaglio e non sape manco io chi tu dici. Forse ora è buono che me ne vai pure io, se un moglio che stamattina o latte diventa veramente acido e perdo magari un frutto, sempre se dopo tutto quello che succedeva mi riesce buono. Anche stamattina, questo tempo, mi tocca di ir a montagna per fare ricotta e cacio.
Ogni una lavata e mi faccio una bevuta. Ah. Che antichette di freddo. I dolora mi stanno mangiando le carni. Ah. Che tempo! Speriamo che a Roma non si ligna mezzo asciutte. Ma dico io, di quanto mistero che ci sono? Giusto a mia toccato di fare più coraro. Non si finisce mai di travagliare e di fare malavita. Alle volte pare che mi sonnasse, scancio, poi m'addugno che tutto è vero. Si vede che questo è quello che mi tocca fare in sta vita. È proprio vero. Ogni uomo nasce con il suo destino, sperando che la prossima vita fosse antichedda meglio. La prossima? Ma qual è sta prossima? E continua. Ave una nottata che piove. Amoninne, Francisco, muovete e carica, che t'abbasta sto riposo. E chi è sta luce? Questo non è fulmine. No! Non può essere! Voi! Ah, Madonna! Non è che dormo per davvero. Oh Signore, a mia, proprio a mia faciste questo dono. Oh madre bella, dicitemi, non è che per vero un sonno? Francesco, oh Francesco, bisogna avere più fede. Io
sono quella che tu ora vedi. Non stai sognando. Sono qui per avvicinare l'umanità verso la via dell'amore e della fratellanza. Va quindi da buon peregrino e predica d'avere visto me apparire in questo alto monte e adoperati anche tu a far edificare una casa in questo alto balzo a mio nome. Madonna di Luvazzo, dicite. Se, vaio e de corsa puro. Avviso tutto lo paese dicendo di sto prodigio. Anche se saccio come mi crederà nudo. Corrite, gente! Corrite sopra la montagna! A comparire la Madonna con un bambino in braccia! Corrite! E fu corrite! così che questi grandi eventi divennero di dominio pubblico. Un pubblico restio a credere quanto diceva Francisco Pirraturi. Lo sapevano tutti un uomo che parlasse molto e spesso anche di cose di poco conto, mentre Vincenzo volle tenere con sé quello che fu il ricordo più bello della sua umile vita, in quanto geloso e convinto che la gente, molta, avrebbe potuto utilizzare quell'evento sfruttandolo per altri fini che non riguardassero la fede. Giova, si può sapere come facciamo ora a pagare di cambiali chi firmato pace per l'acquisto di due feudo che hanno i cervi? Ma con ci porta di cui io accattare terre sullo spiranno una buona annata. E ora pure lo furmento a vi spieghi vacante. E la lì non promettono manco niente di buono, Giova. A domani la limosina ne potremo ir tutti e due. Madre, non vi dannate l'anima, che state quando l'abbiamo già dannata? Chi sta è la vita per nostra povera gente? Spesso si scorda di farsi le conte con le malannate. E tuo padre, poveretto, che si va danno la testa mura per vedere come fare, per nescere di sto brutto sonno. Tu giuro, Giova, non hai più per quale santo pregare, per quanto ne dasse una mano, un consiglio per vedere come fare. Mi nivo persino a Madonna da montagna, che dice di aver visto su Francisco Pirratore. Danca? Capisti buono, da capo Montegiona. In capo Monte Triona. Giova. Ossia, dice di che parla o suo Francisco? Proprio io, Giova, Ma Chiddo è un uomo che parla sempre, e assai puro. Ma intanto va predicando per lo paese da aver visto una grande luce nescere di dintra una roccia. E da dintra dice di aver visto la Madonna con bambinetto in braccia. E poi a chianasto così in montagna? Giova, fino a Dancapo ci acchianavo e pure a pediscazze per dirci una preghiera e domandarci una grazia. E arrivaste così in Dancapo? Ti disse, Vieni qua e vedi come hai questi piedi tutti insanguinati. Ma come? Erano tutte arrascate! Giova, ci nisceva sangue di tutte le banne! E ora, a pensarci, manco dolore sento più, Giova! Ma che sei un miracolo! È un miracolo, figlio mio, è un miracolo! Madre, ma non è che vi sono nascito? No, figlio mio, ricordo pure che mentre scendia per Duviolo sbattivo, cadivo e mi sciuppiavo sto fianco sinistro. Però pure a pensarci, non sento più niente. Ma come ci porta di cui io sino a Dancapo a rischio di cadere e finire cassuto ai piedi della montagna? Solo perché ho detto suo Francisco? Ma ossia o conosci quel suo Francesco Pirratore? Oh, sanno tutto il paese che l'uomo oltre a parlare sempre, ogni tanto dona pure il numero. Ma non è solo io a dire chi so. Pure Ace,
Dicono di aver visto una luce nascere di una grande roccia. Addirittura tempo fa, a madre di Vincenzo Adorno, mi confidò che pure a suo figlio ci spunta Madonna. E poi, a frate Angelo di Giuliana, ad esempio, dicono che mentre dormiano al convento di Sant'Anna, ci spuntò un sonno una forte luce, quasi accecante. E attorno a Idro, addinucchiata, c'era tanta gente che pregava Madonna. E poi, a Fra Bonaventura, mentre diceva missa, disse che tutti quelli che arrivavano da capo, ne comparia Madonna, si addinucchiavano e cominciavano... Non so, comate. La gente, quando sente una cosa, fa di tutto per farla diventare sempre più grande. Si ammenta la qualsiasi pure di fare se bella. Ora ci dettero magari un nome, a Madonna da montagna. Oh, zitto, ti un bestemmiare, figlio mio, un bestemmiare. Ma intanto uvide che i pedelaio guarute e senza che ci mise manco pomata, Giovà. Ma manco chisso, capisci? Chisso è un miracolo, è un miracolo. Talia, ma tagliare però, talia. E donami una risposta se pensi da villa, perché tu che ti stai mosciando. Giovà, sa avere sempre fide. Un tutte hanno dono di videre i santi. Nate che dunque per ora vediamo è fame. E ora pure un rischio di perdere le case dove stiamo, se non paghiamo il debito che mia patria pigliò con le terre d'occhia nei cervi. Giovanni, taliame. Giovà, sa avere fide, sempre fide. E ora tu da spocchiare di sti robichini di collera. Vesti i panni dell'amore, Giovà, e prega, figlio mio, prega la Madonna, quando ne facesse una grazia da risolvere sto problema grande quanto Monte Giona. Finite la madre, vedesse queste cose. Che solo le sorde possono sciogliere queste groppe. Lasciatele stare le sante. Domani magari io c'è chiamare da un capo cuiano. Ma vero? Sì, ma per cogliere i finocchi per bennere. Dato che per ora non abbiamo altro che fare, per mangiare non abbiamo donne sbattere nella testa. Ah, che vi pare? E allora approfittane, visto che si dà in capo, e dici il lavoro tu una preghiera a Madonnuzza. Ascolta la tua madre, Giovà, può essere che Madonnuzza ti ad una conto. Conto, ancora madre. O conto solo mio nonno mi contava, attorno a braciere arrumato. Quanto sacrificio che abbiamo fatto, ma che vita nostra. Solo un verno io conosciuto dopo che viene a sto mondo. Figlio mio, ci vuole fide in queste cose. Fide, che ci sono momenti brutti che passano. E ora va, Giovà, va, e vacci da un compari a Madonna, a sapere che Ida è l'umanto di carità, la madre di tutte, anche di chi indiavolate come te. Madre, io non sono un diavolato. A me piace stare chi piede in terra e ama ragionare con la mia testa. E uno non è che si può ghiottere tutto quello che dice la gente. Ma se per esempio Camora ci dicesse che ha visto volare un ciccareddo, vuol sia che mi dicesse che non è vero. Ma no, ci stiamo parlando di la bella madre. E io ti disse che hai pede la piena pietà. Ma tu mi credi. Mentre ora, un giaio chiunente, giovanente, mi passa pure un dolore sciacco. Sforzati di capire almeno. Mo stavamo parlando di come trovare la soluzione per pagare le benedette terre. O pensa che solo 3 anni basta per levarsi le debite? Io fossi disposto a fare di tutto per quando ne uscissimo di questo discorso. Non vedete, mio padre quando è avvenuto. Ora finivo che paralizzato e menzolato. Aveva una poco di giorni che ha battuto, scoraggiato, un mangiacchiò. Non so se da letto se non aiutiamo nate. Iddu che era prima a correre di cattedra. Dice che vuole morire, poveretto. Si scanta che ne possono levare le case dove stiamo se non paghiamo. Non pensate, madre, che io non fosse disposto a fare di tutto per quando non mi desse più a mio padre in questo stato. Ora me ne vaio perché
Domani mi succede presto che mi aspetta Iano non dalla chiazza. E non a mangiare manco chio. No, no, mi si chiudevo per tetto, madre. Sabatica e buonanotte. Buonanotte, figlio mio. Ma come fa? Ah, scusate, madre. Che c'è? Ma non metteste voi due fagiglionello dei finocchi quando vedesse della palla? Aspetta, te, mise. Tieni qua. Te, pigliatillo. Sta a cura la mangio, capiste? Perché tuo padre prima che si bloccava di mezzolato ci aveva fatto dare una buona ammolata. Va Avanti, bene. ora vai e dormi buono, figlio mio, capiste? Sta bene a dire, Dormi madre. buono. Buonanotte. E che Dio ti benedice, figlio mio. A pezzato giove caggio pezzapone qua vi pezzato giocava caggio quartarelle merute di gonzale quartara piattelle merute di giustare a pezzato giocaggio per sapone qua vi pezzato giocava caggio quartarelle merute di gonzare piatta quartarelle merute di gonzare a pezzato giocancio pezzapone Finta di parlare, facciamo finta di parlare. Iano, Oh, che si ciao. dice? Ma niente, sembra la solita vita. Anzi, speriamo che le finocchie non sono mangiate di pecore e di vacche. Se no nudo sa accatto. Tale, ti volete andare? Ma come finì questo discorso da terra oceano dei cervi? Finivo che se non paghiamo ne pignorano le case dove ne stiamo. I ricchi hanno sempre un putello da parte del manico e stuidi a stare sempre lì. Pensa che mio padre arrivava al punto di dirci che era disposto pure a perdere i soldi della caparra che ci aveva avanzato. Ma io niente, o accattiamo le terre o ne pignorano le case. Mamma mia. Che c'è da fare? Un friddo s'allampa. Tale giù va. Mi spartiamo, mi metto a sta banna. Ecco dopo, lo sente? A voi pure i vacche e pecore avevamo in semola. Speriamo che sta gran camminata un po' persa oggi. Spartimone. Amore, mi metto a sta banna. Io di sta banna, vediamo. E chi è da gran luce? Oh no! Non è possibile! Allora mia madre! Voi? Siete per davvero voi? E io? Perdonatemi, gran signora, io... Iano! Dai qua! Iano, corre! Dai che luce! Hai la Madonna per davanti! Giova, Madonna! Madonna, Giova! Io un violente! Allora siete voi per davvero la Madonna dell'Ovato? E io? Oh Madonna bella! E che figlio di figlio che avete in già le braccia? Giova, ma non è! Io un violente ti disse! Ma, Giova, non scherzare con queste cose, eh? Io manca la luce e ne esce a vedere, Giova! Giova! Ma qua chi sto? Buongiorno a voi, buona gente. E tu? Cosa fai lì in ginocchio? Su, alzati.
Così te vuoi per dirmi di sareme? Caccia Madonna, questo figlio imbrazza, e coscienza. Io non vedo nulla. Su, alzati, non fare lo sciocco. Veramente manco io hai visto niente. Ma Giovanni, sei sicuro di aver visto cose? Da sto posto, aveva poco di tempo che diventò strano. Da poco dicono come ti a dividere una luce potente. Altri dicono dividere la Madonnuzza con bambinetto un brazza. E chi sto che io ho visto ora? E come? Non c'è più. Eppure io ho visto un momento fa. Ma quando stranezze stamattina. A unne siete, Madonnuzza? Vedo che continui ancora, ma posso sapere cosa cerchi lì dentro? Ci disse che ha visto la Madonna un momento fa. E via suo figlio ammazza. Mi tagliava come se stesse ridendo. Oh, che era bella. Su, capita a tutti di avere delle visioni, o vedere, o sentire quello che gli altri non riescono nemmeno a percepire. Ci disse che ha viste, ci giuro. Scienza, non crede che io sogno pazzo. Non l'ho nemmeno pensato, solo che a volte, anche a causa della stanchezza, la fame, si avvertono questi miraggi, facendoci persuadere di aver visto cose che in quel momento ci passano per la mente. Tu sei riuscito a vedere? È un giudizio santura, io non viste niente. Ma manco la luce. Piano, io ti disse che la viste, era la Madonna. E tu giuro che manco a mia madre posso credere quando me ne parlò. Coraggio di cuore. Vedi? Questo potrebbe essere allora il senso di colpa verso tua madre per non averla creduta. Scusasse, ma signoria qui con tutte queste belle parole? Io sono uno che ero qui di passaggio, sì. Ero venuto per vedere dei terreni di una vecchia tenuta lasciatami da una mia vecchissima zia e non essendo della zona mi sono smarrito strada facendo. Ah, chi stura? I terreni? Di preciso Vuscenza, da dove viene? E come che porta questi abiti sovraffine giusto in capo a sta montagna? Ma come si chiamava questa vostra zia? Era Busacchinara? È buono, Iano, buono. Chi ti interessa a te di mescare delle cose dell'altre? Chi ti interessa a te è cristiano se doveste da così? Scusasse, non ci dasse conto, io è fatta così, vuole sapere sempre cose dell'altre. Ma mi dicesse per dove vuole insegnata lasciata, caccio dico io per dove a pigliare. Vedo che sei molto gentile e ti ringrazio tanto e per questo ho deciso di venire incontro alla tua bontà. Ho pensato di lasciarti a ricordo di queste tue buone maniere qualcosa che possa esserti di grande aiuto. Mi vuole aiutare? Vuole aiutare a mia? Non so come vuole dare aiuto, se manco mi conosce. Manco io saccio qui è voscenza. Non importa conoscere chi sei, mi è bastato sapere dei tuoi nobili sentimenti e... Lei parla troppo difficile, ma almeno io volessi sapere a cui avere questo obbligo, perché io manco a conoscere vostra signoria. Avete ragione tutti e due a dirmi questo e vi spiego subito. Io sono un nobile che ebbi lascito da questa mia zia moltissima terra, tantissima eredità. E giusto da queste parti è una di queste. E se vuoi posso farti dono proprio di questa terra. Ne ho
ho già tanta di mio. E poi io amo leggere, viaggiare, sono un grande giocatore e scommettitore. Devi sapere, devi sapere che ho vinto così tanti soldi in vita mia da poterci comprare persino la Francia intera. Semmai fosse in vendita. Giova, ma chi sta facendo? Lascialo perdere sto nobile. Non ci dare confidenza, ma poi dico, non ti pare strano, Ti pare strano cachisso? Si trova qua, a chi stura, è vissuto a così. Non sapevo manco qua. Non ne viene. E poi dico, come fa a lasciare a te una simile fortuna senza che manco ti conosce? Ma io ti dico la verità, che se dove davvero tu vuoi sapere, se tu una caso che io in questo momento ho proprio un grandissimo bisogno d'aiuto, di cui mi dassi una mano per il discorso che ti parlavo un momento fa. E poi io non ho più niente da perdere, Ian. Lascialo parlare e poi vediamo, casomai. Ascolta, se non sei interessato al mio regalo, beh, comincia con l'indicarmi la strada per andare in quel paese. Mi pare che si chiami Bisacquino, se non ricordo male. Sì, di giusto, giusto. Busacchino. Ma mi scusasse, ma qual è sto regalo che la coscienza mi volesse fare? Se tu un sogno troppo trecoso, mi spiega perché proprio a me sto regalo che manco mi conosci. Ma che fa, un nave altri parente? I miei parenti sono tutti degli alti nobili, e a loro i feudi, i caseggiati, volendo dire anche i soldi, non interessano più di tanto, quindi... Veramente, manca a me interessano queste feudi che dicevo scienza. Anzi, è proprio a causa di un feudo che in famiglia abbiamo grosse E problemi. avreste bisogno di soldi. Sì, proprio così. Ma la scienza come fa a sapere che io... Ma si è capito subito, caro amico. Bastava solo che lo dicessi. Ma se vuoi, so io come venirti incontro. Potrei farlo anche con dei soldi. Ti disse che questo non mi convince. O lascia perdere o ne ne scendiamo al paese. Senti, tu fai che vuoi. Io provo. Non si sa mai se è proprio la fortuna che mi sta parlando in questo momento. E poi ti ripeto che io non ho più niente da perdere, Iano. Mi scusasse, ma come mi volessi aiutare queste sordi? Se io ingancio non ho niente che ci dare, tranne di sto piatoso fatiglionetto che mi serve per cogliere le fenocchie. Ma chi? Chi dice che tu non hai niente? Non è assolutamente vero questo. Tu hai tutto quello che a me serve. Lo dici che questo non era una persona normale. Oh, non vedi che non ha ragione. Se tu non niente per te, Giova, se tu non niente per te, come fai a dire cose piddo? Amonin, Giova. Amonin, lascialo Devo fare. stare muto te disse. Mi dicesse una cosa, ma non è che lei aveva tempo di perdere e trovare come passare sello con altri due? Beh, io ho solo capito che quanto ti offro non è di tuo gradimento. Sai cosa fai allora? Comincia con l'indicarmi, sì, la strada per andare giù in paese, su. Aspettasse, pure vostra signoria. Se proprio io ce l'ho a dire in confidenza, a me mi interessa assai che lei mi vuole offrire, ma è come se mi sentisse pigliato dai turchi. Siccome Coscienza dice che io ho una cosa che è più importante dei soldi, ma io non penso proprio di avere questa cosa che dicevo sia. E allora non riesco a capire se lei scherza o dice vero. Capivo ora. Tu devi solo fidarti di ciò che ti dico.
se vuoi veramente che io ti aiuti. Va bene. Facciamo come dicevo signoria. Però almeno mo dici quale sarebbe sta cosa che io non saccio da dire a così importante e che invece per lei va bene. Vedo che continui a non capire. Se ti ho appena detto che è più importante dei soldi, ti viene proprio difficile capire cosa sia? Sentisse l'amico me, un aderente per davvero. Ci posso garantire io che è così. Anche tu non riesci a capire il valore di ciò che possedete. Ah, ma va signoria ne dice non so che. Magari ne spicciamo prima. Ma è la vita, miei cari. La vita. Sì! Credete che ci sia qualcosa che abbia più valore di essa? Ma va a perdonare se io continuo a non capire. Ma poi chi c'entra la vita con io care carte? E poi si può sapere di quale vita sta parlando? Ma della tua si intende. Certi momenti pare che a me stesso sonnanno, ma è sicuro che sogno vigliante. E allora guarda, giusto perché tu capisca che non dormi, voglio farti vedere qualcosa che ti aiuterà a capire che sei sveglio. Vedi queste monete? Vedi? Ascolta il tintinnio. Possono essere tue, tutte, se vuoi, ma a un patto. Tutti miei? Sì. E quale sarebbe sto patto? Che questi soldi ce li giochiamo a carte. Zocco! Ma come, non ci finivo di dire ora che io non ho niente da darci in gancio? Ti ho già detto Tranne di sto piatto su fatti di unedro. che a me i soldi non interessano. È la tua vita che voglio. Qualora tu la perdessi. Io continuo a non capire. Non c'è niente da capire. Ti spiego meglio. Dobbiamo giocare a carte. Sì, che su, capivo. E o dopo con io caputo. Il dopo è semplicissimo. Ascolta, se dovessi vincere tu, guadagneresti tutti questi soldi. Se invece dovessi vincere io, vuol dire che alla tua morte io prenderei con me la tua vita! Lucia, io che sono una persona normale. Hai una strana impressione che anche a questa montagna stanno succedendo cose troppo strane. E Chisto secondo me non è una persona normale. Chissà è sicuramente qualche diavolo tentatore. Allora Muscenza! Anzi no! Tu non sei una persona normale come Annate! Tu sei più davvero Lucifero! Allora sai che ti dico? Pigliati che... Cosite che gridassimo! Cosite! Mi passa un lamento di fimmera che ha trovato un'evenia! Giovanni, non rispondi, Giovanni!
può succedere? Perché sei una disgrazia? Perché Giovanni? Aiuto. Aiuto, gente! Morire, amico mio! Aiuto! Aiuto, gente! Aiutatemi, morire, amico mio! Che sto scevuti? Che sto, Iano? Ma che succede io? Ma perché grida così, Iano? Che succede io? Disgrazia succede io! Succede la testa disgrazia, non funziona! Aspetta, Iano! Fermati! Che succede io? Perché gridi di questa sorta maniera? Giovanni, muore di donna Caterina! Non c'è Camonte! Guarda, morire, Giovanni! Oh, per la madre! Lo diavolo! Ma guarda, Caterina! Lo diavolo, accompagna a mia Giovanni! Ivi! Parla, non è sto diavolo! Mischino, che casa pappigliare, che scatola, pappigliare! Amonini, mucciamonini! Donna Caterina! Capite, donna Caterina! Donna Caterina, capite? Un cecchiamo vostro figlio! Ma chi sa ne ha voce di Iano? E non era come figlia con Ghirnotte. Donna Caterina, io sono Giuliano! Iano! Iano, bello mio, ma chi acaba gridando a cos'è? Iano! Iano non è mio figlio! Per l'amore di Dio, Iano! A rispondimi, per carità, non è Giovanni! Vostro figlio! Vostro figlio è cecchio! Un cecchio, vostro figlio! Mio figlio? Sta parlando di mio figlio? E non è mio figlio! Per carità, parla, Iano, non è! Capo maledizione! Terra! Orto! Morto? Che morio! Giovanni! Giovanni morio! Giovanni, mio figlio! Sa! Giuizio! No! 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 E come può succedere tutto questo? No! Lo diavolo, po'! Giovanni ci trova cicchioletto! E cadiamo in terra morto! Mentre si sentiva una mente di femmina! Figlio mio! Figlio mio, aspettami! Aspettami che sto arrivando! Aspettami! La lamba s'astudao non c'è chiudio chi sto è lo segno che è morto me figlio. Che succede, Donna Caterina? Ma che succede?
Cagiun... Urmerato! Mentre si sente il levento dei filmera! Ma un, dan capo! Capo lo condiziona! Non accompagniamo a Londra! Sei proprio E no! chiamate! Cioè, non studiamolo dan capo! No, un paese- Ma non ci te la faccio chiudere che non mi cogliere le finocchie! È caduto in terra, morto! Chiaro, mi ricordo! Mentre si sente il lamento dei film! Sta femmina è questa femmina! Un nusaggio, vi giuro con cinellano film dan capo! Chiaro, mi ricordo! Chiamo marito di una Caterina! Ma Caterina! Corri, Arriva un socio! Accompagniamola, chiamiamo una montagna montaggio, venite con me, aiutiamola! Lasciate! Giovanni! Fermatevi, fermatevi! Guardi Cerchiamolo, cerchiamolo! Che? Dio mio, che? Aiutatemi! Giovanni! Figlio mio amoroso! Figlio mio! Mi carità rispondi! Parla! Parla, non mi corri sconsolato, figlio! Italia è un decinente! Ti prego, mi chiami a rispondere! Dico, figlio mio! Usento per torni dall'altavo di Nico! A rispondimi, per carità! Ti prego, figlio mio, rispondi! Eri tu l'unico bene me! Finché mi lasciasti, Giovanni, parla! Tu nascesti di sto ventre ogni ora si invisa! Perché tutto questo? Figlio mio! Oh, Padre Santo, vi prego una grazia, voglio fare. Chiamate pure a me con voi, che valoriate ora la mia vita. Come chiamerà chiamare? Madre, che madre sogno ora io, sola e senza di te. Vi prego, non vi pigliate sulla isla. Lasciate che ci faccio compagnia, tenendoci la manuzza per le strade dello paradiso. Tu eri l'unico bene me e io ti amavo come solo una madre sapeva fare. Oh figlio mio, quanto piacevo quando moriva mia madre, ma mai poteva capire quanto grande poteva essere lo dolore di piangere un figlio. Oh, figlio mio, dimmi con è vero. Parla.
A voi ora parlo. Bella madre di sto mazzo, che a tanti vi mostrasti con tanto affetto. Vi prego una grazia voglio fatta per sto mio figlio in terra morta. A voi domando d'aiutare una madre. A voi che conoscessimo lo dolore di piangere un figlio dalle braccia morto. Vi prego, Madonnuzza di sto vaso, vi prego, per sto figlio, io tenuto dalle braccia. Concedetemi ora una grazia, figlio mio. Care mi caro, ed eccomi tu, alzati, non piangere. Oh Madonnuzza del Vazzo, Madonnuzza, ma quanto siete bella! E che bello figlio che avete in braccio! Ma voi avete dalla fronte un taglio! Oh, non è niente, solo un piccolo segno a ricordo della rabbia di un cuore innocente che volendo colpire il male prese me senza nemmeno saperlo. Bisogna sempre tenere con sé l'amore e la forza di sapere perdonare anche l'acerrimo nemico. Ora su, va ad abbracciare tuo figlio che aspetta. Oh, figlio mio! Grazie, Madonnuzza! Grazie, Madonnuzza! Figlio mio! Madre, Figlio! madre, non ne sogno. Casi, figlio mio! Casi! Alle braccia di tua madre! Sciato di lume e core! Luci che mi appartiene! Ma... Giova, ma che fa con sto facchicchio nel duca? Io? Jan, per favore, non fare stare con l'armazzo spiso. Dimmelo, che c'è che fa a me figlio? Dimmelo. Aspetta, non c'è persone. Usaka, meglio mi senta gamma. Non sapere. Sta attento, Aspetta, meglio mi viene a camminare. Meglio mi viene. Angelo è sicuro? Sì, tranquillo. Giova! Oh Giova! Che bello vedete vivo! Ma tu ancora, chi donna te lasce... Giovanni, non sto capendo. figlio mio, come sogno contento che ti più buono. Ma mi hanno detto che tu, figlio te lo mi corre me nel capato abbracciare. Giovanni, figlio mio. Padre, ma voi come faceste voi a chiamare? Dopo che io caccissi di tia, lo sei per forza pulito a chiamare fino a Cancapo. Ma come?
Oh, chianasto con goddo. Ma quale ingoddo? Allora non l'ha dato buono a tuo padre. Si mise a picca appresso a mia e piano piano si mise a camminare solo, fino a quando la sanno all'aria fino a tutte le stampelle. Qui, che so così allosciato qui. Oh, non facciamo che ripetiamo la storia di quello che regala sorda, terreno. No, Giovanni, sto signore, Lascia che gliene parli io. Io sono il genero del barone Bona. Da poco convenuto a nozze con Antonietta, sua figlia. È proprietario del lascito della famiglia di mia moglie, di quella terra che voi avete deciso di acquistare lasciando in pegno dei soldi. E quella terra, se a voi sta bene, la pagherete a me. Naturalmente, quando potete. Io sono un nobile che ama leggere, viaggiare. Ian, non vede che mi sta parendo come che di oggi. Non facciamo che questo è... Giovanni, questo è un nobile, non ne travaglia né terre né pace. E ne ho già tante di terre. Se voi volete, potete venire a lavorare nella mia tenuta, sin quando non sconterete di pagare la terra in questione. Sempre, se volete. So di poter contare su di voi. Tu lo paese, a mia, che frate fui di sto monte. Queste parole mi hai assai concise, verde come l'acqua di gran fonte. A capire, non ci vuole grande ingegno, ma la fide, per noi tutti è gran sostegno. E ve lo dico con il cuore in mano, anche a Giomoleggio e a Saivano, che lontano sempre vide, solo con te ne tanta vita. E da sto monte dell'Uvazzo, quanto successo non fu a caso. Vosa Madonna lasciarono un segno per lasciare a tutti lo grande impegno di ir verso la sua via. Che lasciata, che bella che ci sia. Della bella madre dell'Uvazzo. Disse pure San Tommaso, che picca credere volia. Di amarla tutte quante. E così sia.
No, di qua. Personaggi e interpreti. Narratore nobile Maurizio Silvestri. Bambini. Alessandro Di Chiara. Gabriele Caronna. Antonino Vilardi. Nel ruolo di Vincenzo Adorno Giuseppe Margiotta. Pippino Giuseppe Alfano. Calorio Alfonso Lauricella. Francesco Perratore Silvio Cascio. Nel ruolo di Catarina Floriana Tortomasi. Giovanni Alessandro Sabatino. Banditore e Angelo Vincenzo Licata. Ianu Antonino Tortomasi. Il diavolo Vincenzo Nicolosi. Il vicinato Annarita Bondì. Rosalia Fischietti. Sara Romano. Vincenzo Tortomasi. Nel ruolo di Frantoni Filippo Gannuccio. Madonna e bambino Francesca Di Chiara e Davide Migliore. Il canto, l'assolo Gioacchino Fischietti. Nel coro Enza Giardina, Salvatore Saglibene, Maria Caronna, Patrizia Rogato, Nina Ceravolo, Sergio Margiotta, Chiara Lesci, Salvina Cammarata, Vincenzo Rogato, Maria La Sala, Rosa Di Chiara, Elena Pizzitola. Suggeritrici Danila Tortomasi e Giuseppina Marino. Per le scene si ringraziano Vincenzo Nicolosi, Sebastiano Marino, Giampaolo Rossi, Gabriele Calabrese, Pietro Traficante, Michele Plaia e Antonino Naro. Alle luci e all'audio Calogero Intogna e la Fragama Service. Trucco e parrucco Danila Tortomasi. Un ringraziamento particolare alle famiglie Ferina e Pillitteri che hanno permesso le riprese dal balcone. E poi un ringraziamento particolare per la preziosa, precisa e proficua collaborazione alla realizzazione dell'opera a Patrizia Gaddi. E infine, regia Rocco Chinnici. Patrizia.
buonasera a tutti. Arrivare al dunque poi è sempre la cosa più complicata. Forse perché quando si sta bene con delle persone, dico, il resto è solo pubblicità. Quando mi è stato detto dal vostro meraviglioso Tommaso sindaco di Giorgio di scrivere questo dramma, devo dire che io mi lascio coinvolgere facilmente nelle iniziative culturali, perché credo che la civiltà di un popolo... Scusate, se c'è un medico, si rechi al Bar Prezioso, c'è una ragazza che sta male. Per favore, se c'è un medico nel mezzo al pubblico. Dove dirlo? Grave. Parlavamo di cultura. Io credo che la civiltà di un popolo si misura esclusivamente dalla sua cultura. E il teatro credo sia la materia che più ben la rappresenti. Il resto, lasciatemelo dire, è solo veramente pubblicità. La cultura è quella che forma l'uomo. L'uomo non cresce così a caso, è perché alle spalle magari ha un bagagliaio di esperienze di vita, di vissuti particolari. E quindi l'umiltà del saper apprendere, devo dire che questi ragazzi, non so come meglio definirli, sono stati ma così duttili e così umili e così mi hanno sopportato in maniera che veramente dico è bello lavorare qui a Bisacquino, ecco, va, parliamoci chiaro, va, questo volevo dire. Sono certo, adesso non voglio annoiarmi, sono certo che io in questi 3 comuni che sono qua vicino, al di là di chi cerca di mettere i bastoni in mezzo alle ruote, io creerò un itinerario turistico che voi non ne avete nemmeno l'idea. Una cosa alla quale premevo tanto dire, dopo aver scritto questo dramma, che mi sono anche divertito, anche se mentre lo scrivevo alcune volte piangevo, perché quando un autore scrive, almeno per quello che costa a me, quando un autore scrive entra con i personaggi e cammina a spasso con loro, quindi si coglie le gioie, i dolori e tante cose. Patrizia per fortuna riesce a sopportarmi, perché alcune volte rido come un pazzo solo, alcune volte ho le lacrime agli occhi, ma che hai, niente. Ho scritto delle cose e quindi io sono convinto che noi faremo grandi cose in questa zona sicana, perché al di là di tutto veramente c'è gente che è squisita. Una cosa vi chiedo però, per favore, contrariamente a quanto qualche povero illuso crede di vivere in eterno, la vita è di breve durata, fate i bravi e vogliatevi bene gli uni con gli altri. Allora, io assieme a tutti, assieme al sindaco, assieme alla Prologo, volevamo omaggiarti per quello che ci hai dato da un punto di vista teatrale, per quello che ci hai dato da un punto di vista umano. Sei una brava persona, ti vogliamo bene e questo è il nostro pensiero per te e per Patrizia. Grazie a Rocco di tutto. Speriamo di lavorare ancora assieme, perché io già ho trovato 5 Gesù, perché noi faremo la passione vivente, già abbiamo preso accordi con Tommaso, una passione vivente tutta particolare, perché io purtroppo sono nato all'incontrario, e quindi faremo Natività, Giuda che parla con Dio, insomma un sacco di quadri, una settantina, e quindi servono 300 personaggi. Cominciamo a cercarli. Sindaco, penso che ci sia poco da aggiungere. Rocco ci ha
come dire, dato onore nell'essere presente a Bisacquino, ma non solo nell'essere presente, non solo nel fare il dramma, ma ogni sera ci siamo visti, ogni pomeriggio ci siamo visti. Lui ha scritto molto su Facebook, su Bisacquino, e ne ha scritto sempre bene. E vuol dire che si è affezionato al nostro paese e il paese si è affezionato a te. Lo abbiamo ormai adottato assieme a Giuliana. So che c'è anche il sindaco di Giuliana, che saluto, con tutta la giunta, gli assessori. Segno proprio che questo territorio ragiona come territorio. Ecco perché riusciremo in quei progetti che tu hai, che noi abbiamo, e quindi un buon lavoro. E proprio un grande applauso lo voglio fare a Vincenzo Nicolosi, a tutta la squadra, al coro della Chiesa Madre, perché sacrificarsi durante le feste, rinunciare alle serate per mettere in scena questo dramma, per rendere a noi queste emozioni, è veramente una fatica che va apprezzata. Allora noi adesso continuiamo con l'estate bisacquinese, o meglio con la festa della Madonna del Balzo. Questa era una delle serate che avevo più nel cuore, sono rimasto, ho pianto, insomma mi sono commosso, ve lo confesso, prima con fratello Biagio Conte, poi con voi. E adesso continuiamo, poi sapete domani... Sì, sì. Ah, bene, bene, bene. Quindi domani abbiamo le messe al santuario, il 15 agosto la processione, la messa solenne in Piazza Trione, poi la processione, anzi prima la processione e poi la messa, e il 16 io canto, organizzato al Redentino a Bisacquino, il 17 il cabaret con Maglio Dovì, uno dei più grandi cabarettisti italiani, Faccia Cosa parteciperà a Rai 1 alla trasmissione Tale e Quale Show. Il 18 un'altra grande data importante, che è il primo festival della canzone d'autore siciliana. Parteciperanno 6 o 7 gruppi che hanno composto dei canti in dialetto siciliano. Ogni gruppo presenterà 3 canti, 3 canzoni, di cui alcune inedite. Quindi un grande appuntamento con la musica. E poi il 20 e il 21 chiudiamo con la Notte Bianca. Il 20 è Notte Bianca con RTL, giochi, attività culturale. Ludovico Caldarera per i bambini farà Cappuccetto Rosso e tante altre cose. E il 21 sarà la Notte dei Murales. Ci saranno degli artisti, 6 artisti che dipingeranno i murales di via Decano di Vincenti, e nel frattempo ci sarà musica, ci sarà cultura, ci sarà di tutto. Ora mi dice Vincenzo Nicolosi che tutti assieme, tutta la piazza di Bisacquino dovrà intonare il canto O Luce del Triona. Certo, il coro ci guida. Enza, tu che sei ormai la maestra del coro, ti do il microfono. O monte fortunoso, che della madre il viso, gentile ed amoroso, di sangue mostri intriso, da secoli risplendi, o ruta fortunata, e delle nostre genti sei meta desiata. O luce del Triona, o giubilo del cuore, della città padrona, per te tutto l'amor. O luce del Triona, o giubilo del cuore, della città padrona, per te tutto l'amor.
Grazie a tutti e buona serata. Mi sono svegliata con l'odore di arancia, vaniglia e caffè. Ho allungato la mano e c'è